La grave emergenziale crisi idrica del Veneto è stata al centro dell'interrogazione urgente presentata nelle scorse ore al Ministero della Transizione Ecologica dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Bisogna intervenire, abbiamo proposto un tavolo nazionale con tutti i soggetti interessati a partire dalla protezione civile, dal Ministero dell'Agricoltura, dall'ISPRA, dalle regioni, dalle autorità di bacino. Gli acquazzoni con le piogge a singhiozzo dei giorni scorsi sono stati poca cosa rispetto allo stato di emergenza chiesto anche dalla nostra regione con il presidente Luca Zaia una settimana fa, sia al presidente del Consiglio Mario Draghi che al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, mettendo in campo ogni opportuna azione che possa definire le modalità di gestione sovraregionale di questa crisi idrica. Siccità che nella pianura padana minaccia oltre il 30% della produzione agricola nazionale, tra frutta, verdura, grano, pomodori da salsa, oltre alla zootecnia, così infatti anche dalla Coldiretti. Dobbiamo fare un progetto rapido per affrontare questo momento di crisi che porterà a conseguenze molto gravi. Pensate che solo in agricoltura ci sono già danni per 1 miliardo stimati. Una crisi che rischia di avere conseguenze ancora più gravi nei prossimi mesi se non si definisce al più presto una strategia organica di risposta, dice Pellicani. E solo la media stagionale di piogge è inferiore all'80% e del 60% le nevicate. Solo nel Veneto la pioggia è diminuita di oltre il 50%, ma questo lo vediamo tutti, basta andare a vedere il Piave, basta andare a vedere il fiume Po in che condizioni sono.